attesa degli esiti delle perizie come quella sullo sterzo, la procura dà il via libera al dissequestro dell'area dell'incidente che ha provocato 22 morti e 14 feriti. Omicidio stradale, l'accusa con cui la procura ha indagato l'automobilista 53enne residente nel veneziano che sabato notte è rimasto coinvolto nell'incidente stradale in cui ha perso la vita un 43enne padovano. Saranno celebrati sabato 22 giugno alle 11 nella chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia i funerali della piccola Elettra Friselle, la bambina di 17 mesi morta soffocata da un tappo. Continuano a Venezia le polemiche sull'allestimento del villaggio Coldiretti in Riva Sette Martiri, un evento che divide le opinioni tra chi apprezza l'iniziativa e chi la giudica inadeguata e dannosa. 16 comuni veneti alle urne il 23 e 24 giugno per i ballottaggi. Antenna 3 seguirà in diretta lo spoglio lunedì a partire dalle 13:30 con collegamenti e ospiti in studio. Manca l'ufficialità, ma Eusebio Di Francesco, l'ex tecnico della Roma, si può già considerare il nuovo allenatore del Venezia. Firmerà un contratto biennale da 750.000 euro all'anno. 350 giorni, spettacoli per la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto intitolata Colpo di scena, presentato il cartellone l'anno scorso, gli spettatori sono stati quasi 150.000. Buonasera, ben ritrovati, eccoci, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Prima di andare ai servizi, come sempre, vi sottopongo il nostro sondaggio di oggi dedicato alle riforme. Dall'autonomia al premierato a Roma sono ore di protesta e anche di voto alla Camera e al Senato per quelle che sono due riforme chiave del governo Meloni. Puntiamo l'attenzione sul DDL Casellati e vi chiediamo: premier eletto dai cittadini è giusto? Secondo voi? Per rispondere di sì 0422 16 26 691, per rispondere di no 0422 16 26 690. Come sempre l'esito durante Ring, tra l'altro appunto in prima lettura al Senato è passata il premierato cosiddetto con 109 voti a favore e 77 contrari, quindi ci sarà ampiamente da discutere questa sera. La strage del bus di Mestre, in attesa degli esiti delle perizie, la procura ha dato il via libera al dissequestro dell'area in cui lo scorso ottobre è avvenuto l'incidente, è costato la vita a 22 persone, 14 invece erano stati feriti. Nella giornata di giovedì tutto il cavalcavia superiore sarà chiuso dalle ore 9 fino alle 15:30 perché sarà in corso, in collaborazione con la procura, il dissequestro dell'area oggetto purtroppo del gravissimo incidente. La richiesta, circa un mese fa depositata dal Comune per dissequestrare l'area in cui la sera dello scorso 3 ottobre è precipitato il bus, è stata accettata. Le operazioni si svolgeranno giovedì alla presenza, tra gli altri, del superperito detto il Mastino, Placido Migliorino. Il tratto era stato messo sotto sequestro all'indomani dell'incidente, costato la vita a 22 persone, tra cui l'autista, per consentire gli accertamenti tecnici sul manto stradale, i giunti e soprattutto guardrail e parapetto. Il dissequestro necessita perché noi proseguiremo con i lavori di ristrutturazione, perché come tutti sanno erano cominciati a settembre del 2023, poi c'è stato il gravissimo incidente a ottobre. Noi contiamo così, grazie a questo dissequestro, di completare quei lavori di ristrutturazione che sono in corso per riportare ovviamente la sicurezza completa lungo tutto questo cavalcavia. E mentre i lavori proseguono si attendono ancora gli esiti delle varie perizie, tra cui quella sullo sterzo del bus. Ad oggi effettivamente non sono ancora pervenute né le perizie sul guardrail né la perizia sul bus. Questi sono tempi tecnici legati ai CTU che non sappiamo. Aspettiamo con ansia perché, come ben sapete, ci sono 22 vittime, 14 feriti gravi. Noi abbiamo delle persone ovviamente indagate dei nostri uffici. Intanto l'assessore rassicura la cittadinanza sul blocco del tram della linea T2 Mestre Marghera, fermo da circa 2 settimane per un guasto tecnico avvenuto lo scorso 6 giugno. Contiamo nei prossimi giorni di sbloccare la situazione. E continuano le indagini sul motociclista di 43 anni morto in tangenziale a Padova. La procura ha indagato l'automobilista. Sentiamo. Omicidio stradale. Con questa accusa la procura di Padova ha indagato l'automobilista, un 53enne residente in provincia di Venezia, che sabato notte è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale in cui ha perso la vita Pierpaolo Salmaso, 43 anni, di Ponte San Nicolò.
Le indagini sono condotte in queste ore dalla polizia locale che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che l'auto possa avere in qualche modo tagliato la strada al motociclista nell'immettersi in corsa Argentina. Per questo si sta verificando se ci sia stato un contatto tra i due veicoli. Sul corpo di Paolo Salmaso, padre di 2 bambini, non sarà effettuata l'autopsia. La salma verrà quindi affidata alla famiglia per la sepoltura. Grande il dolore a Ponte San Nicolò, dove Paolo Salmaso era tornato a vivere. Molti messaggi affidati sui social dagli amici. La data dei funerali non è ancora stata fissata. E saranno celebrati invece sabato 22 giugno alle 11 nella chiesa di San Nicolò del Lido di Venezia i funerali della piccola Elettra Friselle, la bambina di 17 mesi morta il 1 giugno soffocata dal tappo di un tubetto di dentifricio. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per accertare le cause della morte, così come in città si è aperto un dibattito sulla mancata rapidità dei soccorsi. La piccola era stata trasportata al pronto soccorso del Lido, poi sarebbe dovuta essere presa in consegna dall'elisoccorso di Treviso, che però si era fermato per un guasto. Infine è stata ricoverata a Padova, dove è avvenuto il decesso. Il processo per nonnismo a carico dei 7 sergenti dell'aeronautica militare accusati dall'ex allieva pilota di mira Giulia Schiff. Una testimone ha dichiarato che anche lei colpiva i colleghi. Anche Giulia Schiff partecipava al battesimo del volo. Non solo, di fronte a una sua richiesta di non colpire per non fare troppo male, aveva detto che lo scopo era proprio quello. La testimonianza di un'ex allieva pilota, ora tenente, durante il processo a carico dei 7 sergenti dell'aeronautica militare chiamati a rispondere di nonnismo nei confronti di Giulia Schiff, quando era alla scuola di volo del 70° stormo di Latina, accusa dunque l'ex allieva pilota di essere stata a sua volta poco magnanima nei confronti dei colleghi durante il battesimo del volo. La testimone ha anche sottolineato come durante il battesimo non ci fosse mai stato un atteggiamento particolarmente punitivo nei confronti della Schiff, oggi in Ucraina. Secondo la difesa degli imputati, inoltre, sarebbero emersi nell'udienza elementi che evidenziano la personalità contraddittoria di Giulia, che aveva denunciato come durante il battesimo del volo fosse stata spintonata, presa a schiaffi, colpita con fuscelli e sbattuta contro l'ala dell'aereo prima di essere lanciata in piscina. La prossima udienza sarà il 28 ottobre nel Tribunale di Latina. Voltiamo pagina adesso. Se per l'Associazione Albergatori di Chioggia la città d'estate è poco sicura nelle ore serali, basterebbe che gli albergatori ospitassero a turno 2 agenti in 10 hotel. La provocazione del sindacato di polizia FSP, che rilancia il tema sull'insufficienza dei rinforzi estivi nelle località balneari. In maniera provocatoria abbiamo anche invitato il Presidente ad offrire delle camere albergo degli hotel consociati per gli agenti di polizia nel periodo estivo. Per assicurare maggiore presenza di forze dell'ordine a Chioggia e Sottomarina durante l'estate, basterebbe che a rotazione 10 alberghi alla volta offrissero ospitalità a 2 agenti di polizia. Verrebbero così garantite 10 pattuglie da 2 agenti. È la provocazione lanciata dal sindacato di polizia FSP dopo che il presidente dell'Associazione Albergatori di Chioggia, Giuliano Boscolo Cegion, ha sollevato il tema della gestione dell'ordine pubblico nelle ore notturne. Purtroppo dobbiamo essere sinceri, dobbiamo dire che nel periodo estivo la località di Chioggia vedrà solamente un aumento di 4 unità, solamente appunto per il periodo estivo. Riteniamo quindi insufficiente questi rinforzi estivi, ma soprattutto sono insufficienti in tutta la provincia di Venezia. Seppure con 1000 difficoltà, sostiene la FSP, le forze di polizia riescono a far sì che il territorio clodiense sia ancora considerato un'isola felice. Ma è anche assolutamente vero che i rinforzi alle forze dell'ordine in località che durante l'estate diventano città di medie e grandi dimensioni sono insufficienti. Con gli attuali organici che ci sono negli uffici di polizia è impossibile, se non che è difficile, poter andare avanti. Perciò invitiamo tutte quante le associazioni di categoria che sentono il bisogno appunto di questa sicurezza, soprattutto in questi periodi di forte affollamento, a farsi avanti, fare squadra e gridare insieme a noi che c'è bisogno di sicurezza nelle nostre località marittime. E continuano a Venezia le polemiche anche politiche sull'allestimento del villaggio Coldiretti in riva 7 Martiri.
Venezia è la sede idonea ad ospitare un villaggio della Coldiretti? In città e nei social l'argomento tiene banco. Dal 28 al 30 giugno, tra Riva Sette Martiri e i Giardini Napoleonici, oltre a degustazioni guidate e rassegne enogastronomiche, sono previsti spettacoli di tradizione rurale, artisti di strada e anche la presenza di animali. Noi abbiamo proposto al Comune questo evento, credo che sia un evento mai realizzato di questo tipo a Venezia e credo che poi alla fine tutta la cittadinanza ne sarà soddisfatta e questo supera ogni polemica. Ricordando anche come l'evento si sovrapponga alla sagra di San Pietro di Castello, il consigliere Giovanni Andrea Martini ha presentato in Comune un'interrogazione a risposta scritta. Che senso ha la relazione tra una città d'arte e una fiera dell'agricoltura? Quali sono gli interessi che hanno portato a una scelta di questo tipo? E che senso ha ancora intasare i turisti e i servizi di trasporto e le calli in modo da creare ancora più disagio agli abitanti? E che senso ha utilizzare mezzi pesanti, muletti per l'installazione dei capannoni della Coldiretti? Una discussione che a Cafarsetti non è piaciuta. Se c'è qualcosa che non va, siamo qui a migliorare. Oggi ho fatto un sopralluogo per fare in modo che il cantiere si svolga nei migliori dei modi, ma basta offendere. C'è gente che offende sistematicamente anche di fronte a delle belle cose che riguardano questa città. Il dibattito è aperto anche sulla presenza di animali. C'è chi ha ricordato, tra l'altro, quando durante una manifestazione nel 2015 una mucca cadde in acqua assieme ad alcune balle di fieno fra il Tronchetto e Rio della Scomenzera. Animali grandi non ce ne saranno, ci sarà solamente una piccola mucca, ma perché? Perché è un animale locale, perché noi porteremo solo animali locali di piccola pezzatura. Andiamo alle elezioni amministrative adesso perché pochi giorni ai ballottaggi ormai nei 4 comuni del Veneziano, Portogruaro, Noale, Scorzè, Spinea, nessuna alleanza all'orizzonte. All'indomani della scadenza per presentare eventuali apparentamenti nei 4 comuni del Veneziano che domenica e lunedì andranno al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco, non c'è stata alcuna alleanza. A Portogruaro la sfida sarà dunque tra Antonio Bertoncello per il centro-sinistra con il suo 32% delle preferenze al primo turno e Luigi Toffolo per il centrodestra con il 39,50%. Sara Moretto, che aveva ottenuto il 23,38%, ha deciso di non appoggiare Bertoncello, definendo la sua proposta inaccettabile sotto l'aspetto etico e politico e incomprensibile dal punto di vista del risultato elettorale. Toffolo è rimasto coerente col suo pensiero iniziale, niente apparentamenti per non fare la fine di Favero. Da solo correrà anche Claudio Tessari a Spinea con il 30% delle preferenze, che non si è apparentato con le liste di Martina Vesnaver che si è messa a disposizione, ma vista la richiesta del solo appoggio esterno l'accordo non è andato in porto. La sfida sarà dunque contro Franco Bevilacqua per il centro-sinistra, in testa al primo turno con il 46,9% delle preferenze. Nessuna alleanza nemmeno a Noale, dove si sfideranno l'ex assessore dimissionario sostenuto dal centrodestra Stefano Sorino, che ha ottenuto il 36,38% dei voti, e la vice sindaca uscente Alessandra Dini, candidata civica, con il 26,73%, distanziata per una manciata di voti da Carlo Fascina, con cui però non c'è stato alcun apparentamento. Del resto lei aveva palesato da subito la volontà di correre da sola, nonostante, ha dichiarato, i punti in comune con Fascina fossero numerosi, ma l'intesa non è stata raggiunta. Duello senza alleanze infine anche a Scorzè, dove si sfideranno l'ex sindaco Giovanni Battista Mestriner in testa con il 46,39% dei voti, appoggiato dal centrodestra, e la sindaca uscente Nais Marcon con il 32,32%, che farà riferimento alle 2 liste civiche. Ho deciso, ha spiegato, di non fare apparentamenti per una scelta di correttezza verso i cittadini. In tutto sono 16 comuni veneti al voto il 23 e 24 giugno per il ballottaggio. Antena 3 seguirà in diretta lo spoglio lunedì a partire dalle 13:30 con collegamenti e ospiti in studio.
Si torna alle urne i prossimi 23 e 24 giugno, Antenna 3 torna in diretta. 16 comuni al voto con il ballottaggio per eleggere il primo cittadino. Ancora una tappa importante per la democrazia del nostro territorio che la nostra emittente seguirà a partire dalle 13:30. Occhi puntati su Rovigo, unico capoluogo di provincia al voto. Sui comuni veneziani di Spinea e Portogruaro, dove centro, sinistra e centrodestra si contenderanno il consenso dei cittadini. Vittorio Veneto con la sfida Posocco-Bagliana, nel Vicentino Bassano del Grappa con il candidato del centro-sinistra Roberto Campagnolo che sfiderà Nicola Finco, leghista, candidato con una coalizione di Campolargo. Sfide non scontate, soltanto in 5 comuni su 16 è stato raggiunto un accordo sugli apparentamenti, negli altri comuni tutto resterà come al primo turno. Antenna 3 seguirà passo dopo passo dall'inizio dello spoglio, si vota fino alle 15, fino al verdetto finale. Collegamenti con gli inviati dalle sedi di partito e dalle piazze principali dei comuni al voto, ospiti in studio per commentare i primi risultati e i nuovi equilibri della politica in Veneto. La politica del Veneto con i ballottaggi in diretta lunedì a partire dalle 13:30. Fin qui la pagina elettorale. Allora cambiamo pagina in senso di argomento, perché spesso si parla di rendere visibili le bricole in laguna per evitare incidenti anche tragici. Un ex consigliere di Mira sembra aver trovato la soluzione con tanto di brevetto. Collaborando con il centro studi di Shanghai siamo riusciti ad amplificare di 100 volte la potenza della luminosità di questa sostanza e poi ho brevettato l'applicazione inventando questa fascia che può essere utilizzata anche nelle bricole per mettere in sicurezza la navigazione. L'alta velocità, la disattenzione, il buio o la poca visibilità delle bricole sono tra le maggiori cause di incidenti in laguna. Per questo l'ex consigliere di Mira, Carlotto, ha pensato di ideare e brevettare queste fasce fotoluminescenti già posizionate sulle bricole in fase sperimentale in prossimità dell'area di Giare di Mira. Qualche mese fa avevo proposto al provveditorato alle infrastrutture della Regione Veneto questa fascia e poco dopo mi hanno autorizzato a fare questa sperimentazione nella Laguna di Mira, visto che io sono anche di Mira, e con la collaborazione dell'associazione Cavanisti che mi hanno supportato con la logistica abbiamo fatto i primi 10 interventi. Un materiale che non inquina e con il grande vantaggio di catturare la luce del giorno anche con la nebbia e non necessariamente in presenza di sole e illuminarsi al buio. E la base è una sabbia finissima che ha origini in Cina e parliamo di pigmenti ai quali sono state poste delle sollecitazioni degli shock termici proprio per amplificarne la caratteristica di fotoluminescenza, mescolata con un silicone, un metilsiliconato di potassio che poi ho brevettato. Se la sperimentazione andrà a buon fine, il nuovo metodo potrebbe essere adottato proprio per assicurare maggiore visibilità in notturna nei canali navigabili della laguna e non solo. Può interessare anche tutta l'Italia, non solo la Laguna di Venezia. È chiaro che partiamo da qua perché qui è la base anche della partenza di questa innovazione. Decine di rappresentazioni per quasi un anno di spettacoli tra Venezia, Padova e Treviso, presentata a Palazzo Balbi a Venezia la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto. Si intitola Colpo di scena, la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, con un cartellone di più di 80 rappresentazioni tra Venezia, Padova e Treviso per oltre 350 giornate di spettacoli dal vivo. Il grande colpo di scena è appunto questa nuova visione, questo nuovo inizio del Teatro Stabile del Veneto. Questo è il grande colpo di scena. E l'altro colpo di scena del quale vado molto orgoglioso è il dialogo che si può instaurare prima di tutto con gli artisti, ma poi tra i 3 teatri, tra le 3 città. Divisa come sempre tra la messa in scena di classici e di nuove rappresentazioni, la stagione si compone di una lunga lista di nomi noti, tra cui Toni Servillo, Marco Paolini, Silvio Orlando, Sergio Rubini, Luca Barbareschi. Ho trovato una visione industriale geniale perché si pensa in termini di territorio, di cultura delle differenze, perché è un territorio, l'Italia è un paese laboratorio straordinario. A Palazzo Balbi, sede della Presidenza e della Giunta regionale, si ricorda come la stagione appena conclusa abbia registrato quasi 150.000 spettatori e il record di abbonamenti 6.215, più 29% rispetto alla precedente. Il modello Veneto è oggi l'unico in Italia che mette insieme città, fondazioni,
aziende, privati. Cioè noi abbiamo cercato di essere inclusivi davvero. Abbiamo creduto moltissimo in questa operazione di circuitare ovviamente l'offerta culturale attraverso il Teatro Stabile del Veneto, ma soprattutto, mi permetto di dirlo, di incentivare l'investimento sui giovani. Proprio i giovani creators della regione, esperti di social media, stanno ottenendo milioni di visualizzazioni raccontando e promuovendo tra i coetanei l'interesse verso un tema come il teatro, a volte ostico a chi frequenta le piattaforme web. Raccolgono gli spunti, raccolgono i momenti più belli anche del teatro, li portano sulle piattaforme digitali e in qualche modo rendono il contenuto, come noi lo chiamiamo, instagrammabile. Lo sport adesso, manca solo l'ufficialità, ma Eusebio Di Francesco, l'ex tecnico di Roma e Frosinone, si può considerare a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Venezia. Firmerà un contratto biennale con i lagunari da 750.000 euro l'anno. Nato a Pescara nel 69, è stato da calciatore un buon centrocampista negli anni 90 fino alla firma biennale con la Roma. Il campionato arriva terzo, ma dal meglio in Champions. I giallorossi superano il Barcellona e si arrendono in semifinale al Liverpool. L'anno dopo però arriva l'esonero, la carriera del tecnico pescarese subisce una brusca frenata e vari esoneri, Sampdoria, Cagliari e Verona. Dopo 2 anni di pausa, Frosinone gli affida la neopromossa in Serie A. I giallo-celesti sono la sorpresa del girone d'andata, chiuso a metà classifica con vittorie prestigiose, ma nel ritorno un crollo comporta l'immediata retrocessione. Grazie per averci seguito, tra poco l'edizione di Treviso. Arrivederci.